Si chiama Pasterze, ma tutti lo conoscono con un altro nome, il ghiacciaio del Grossglockner. Sono passati 35 anni dall'ultima volta che lo vidi ed è stata una botta al cuore. Il guerriero di ghiaccio sta morendo. Solo nel 2022 ha perso oltre 14 milioni di metri cubi, restringendosi ad una velocità mai registrata. I geologi austriaci sono stati chiari: entro il 2075 l'Austria non avrà più ghiacciai. Possiamo salvarlo? Certo che sì, abbassiamo gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, dove si può usate la bici, riduciamo il consumo di carne e latticini, perché ricordatevi che con piccoli gesti si conquistano grandi traguardi. Fate un respiro profondo, liberate l'anima e lasciatevi andare, perché oggi vi porteremo nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. Toccheremo le tappe più importanti fino a raggiungere il cuore pulsante di questi luoghi incredibili. Percorreremo la strada più famosa d'Europa, cammineremo lungo percorsi facili ma straordinariamente panoramici. Esploreremo cascate da fiaba e laghi verde smeraldo. Ci emozioneremo a ogni passo, circondati da vette maestose e scenari assurdi. Quindi, signori, mettetevi comodi, via si parte. Cosa mi hai detto? Sento un fischio. Sento un fischio, ma che fischio, vai avanti. Tanto cosa dobbiamo fare? Niente, fermarci da un meccanico perché sennò... Il tubo era partito. Bello. Ma perché? L'ultima volta questa strada l'avevo percorsa in moto, avevo 18 anni, era il 1990. L'unica cosa che ricordo è che una volta arrivati al passo, ad entrambi i lati della strada c'erano muri di neve alti oltre 4 metri. Per il resto tutto nuovo, come se non ci fossi mai stato. Come campo base abbiamo scelto il National Park Camping Grossglockner. Aperto tutto l'anno, la struttura è situata in una posizione super strategica a pochi passi dal paesino di Heiligenblut, dove vi è una comodissima funivia che vi porta fino al monte Skarek e vicinissimo all'entrata del parco nazionale. Ambiente tranquillo e tutti molto educati, proprietario gentilissimo che parla addirittura l'italiano, servizi impeccabili e ben organizzati. Noi ci siamo trovati molto bene, ecco, unica nota da segnalare che non ci sono piazzole e quindi tutti si mettono un po' alla... ci siamo già capiti. Ma vediamo di darvi due info utili. La strada alpina è a pagamento e per una vettura normale sono 45 euro più 17 se si vuole rientrare il giorno successivo. A parer nostro il secondo giorno ha senso se si vuole fare un trekking specifico all'interno del parco, altrimenti con una entrata riuscite a toccare tutti i punti panoramici più importanti. All'interno del parco i parcheggi sono gratuiti, sia quelli esterni che quelli coperti, ma ricordatevi che non si può campeggiare o fare sosta notturna. Ci sono diversi musei, tutti compresi nel prezzo del biglietto. Il più importante di tutti si trova presso il Kaiser Franz Josef Hohe. Ci finirete dentro inevitabilmente, ma secondo noi non perdeteci troppo tempo perché vi assicuriamo che lo spettacolo è fuori. Allora tesoro, luogo d'eccezione, siamo sulla strada del Grossglockner e qua dietro di te c'è il ghiacciaio. Allora io ho il ricordo che a 18 anni col Transalp sono venuto a fare un giro e il ghiacciaio era praticamente lì. Cioè in tutti questi anni si è ristretto ed è arrivato fino lassù in alto.
veramente inquietante la cosa. Però il videino in questo momento è dedicato a qualcos'altro, cioè non facciamo trekking, non siamo su una cima, No. perché il mio piedino è ancora abbastanza messo male, però cosa facciamo lo stesso? Lasciamo il sassolino. Sembra una pubblicità Esatto. del detersivo. Mostra il sassolino, mostra il coniglietto, fantastico, bellissimo, e lo lasciamo che guardi estasiato questa meraviglia che è il ghiacciaio, appunto. Esatto. È la montagna più alta dell'Austria. Vai, mettilo. Non serve ricordarvelo, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Immagino che questa volta saranno degli amici austriaci. Siamo nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, la più grande area protetta dell'Europa centrale. Stiamo parlando di 1856 km² di territorio alpino. Al suo interno 266 vette che superano i 3000 metri. La Carinzia, Salisburgo e il Tirolo orientale ne fanno da culla. Per gli amanti del trekking, il parco offre 878 km di sentieri, ma i record non terminano qui. 551 laghi, 250 ghiacciai minori, il passo alpino più famoso del mondo, una strada lunga 48 km panoramicamente assurda, e per finire 36 tornanti adrenalinici per gli amanti delle due ruote e non solo. Siamo stati fortunatissimi, Sì, cioè non sì. ci si può lamentare, ragazzi. Cioè, abbiamo fatto 3/4 della giornata con un sole meraviglioso. Adesso è venuta la classica nuvoletta montanara e farà 4 goccette. E dopo in Speriamo. teoria, sì dai, e dopo nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio dovrebbe ritornare il sole. Adesso proseguiamo lungo una strada che è più lunga di quanto noi la immaginavamo. Quindi andiamo avanti, perché arriveremo fino al casello, dopodiché faremo inversione U, torneremo indietro e andremo in campeggio. Let's go! Allora, come in MotoGP io ho l'ombrellina e non c'ho più la moto. Vedi, allora, prima c'avevo la moto e non c'avevo l'ombrellina, adesso c'ho l'ombrellina e non c'ho la moto. Cioè, è successo qualcosa, è successo qualcosa. Percorrere la strada che per molti motociclisti viene considerata con ragione una delle più belle d'Europa è stata una grande emozione. Il susseguirsi di panorami incredibili e piccole gemme che apparivano improvvise dopo ogni curva ci ha lasciati praticamente senza fiato. La strada quest'anno, il 2025, compie 90 anni. A realizzarla fu il giovane ingegnere Franz Wallach. I lavori di costruzione iniziarono nell'estate del 1930 e la strada venne inaugurata il 3 agosto del 1935. Un vero spettacolo di ingegneria che è riuscita a fondere il talento dell'uomo con la bellezza devastante della natura. Ha piovuto, però è andata benissimo lo stesso. Il campeggio veramente molto bello, pulito, silenzioso. Quando entri hai subito la sensazione di pace e tranquillità, sono tutti estremamente educati e il gestore parla anche in italiano, quindi bonus in più, direi. Assolutamente. Per noi sì. Per noi assolutamente sì. Quello che andremo a fare oggi sarà prendere la funivia, perché il piede non ce la fa a fare. Ha già dato ieri. Sì, ha già dato ieri, non riesce a fare percorsi lunghi, quindi prenderemo la funivia e raggiungeremo il monte Ciaone. È in tedesco, ve lo scriviamo qua sotto. E il tempo non è molto stabile, nel senso che nel pomeriggio danno un po' di pioggia, quindi acceleriamo il passo e andiamo su. Via! Percorsino dal campeggio alla funivia, perché abbiamo lasciato la macchina sotto nel parcheggio appunto del camping, e si fanno circa una decina di minuti. È un percorso molto tranquillo e silenzioso, direi. Quante magliette ti sei portata? 2 magliette, un giubbottino, trapuntino e quello per la pioggia. In totale? 4 cose. 4 cose. Boh, ma se le metto su alla fine sono 0. Certo, non fa una piega. Partendo dal paesino di Eilingenblut si può raggiungere la cima del monte Skarek. Al costo di 32 euro a persona, andata e ritorno, si raggiunge in breve la vetta e da lì l'attacco per diversi sentieri. Vetta raggiunta, è stata durissima, 64 euro di funivia.
spesi bene. Vabbè ragazzi, per il momento va così, però guardate intorno, cioè Scrolling on my phone, my kids caught lying to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. I can get lost down that dangerous road. I am not dead, I do not know. si potrebbe passare delle ore a guardare video di questi luoghi, ma vi assicuro che non avrete mai la percezione reale di quanto siano imponenti queste montagne. Grandiose, solenni, non lo so, è difficile descrivere l'emozione che abbiamo provato. Per lunghi istanti siamo rimasti in silenzio ad ammirare la bellezza maestosa che solo la natura ci può regalare. Il nostro consiglio è quello di organizzarvi, pianificare, partire, trovare modo di visitare questi luoghi, non rimandate. Terre forti, imponenti e allo stesso tempo fragili e delicate. Emozioni vere che scriveranno ricordi indelebili che mai verranno cancellati dal vostro cuore. Noi siamo Trek in Friuli Venezia Giulia, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili, quindi zaino in spalla e alla prossima, grazie a tutti. Allora terminiamo il video con due meravigliose amiche austriache, Austria o Germania? Alemania, ok. E sono state fantastiche perché hanno fatto un giro molto più lungo del nostro e ce l'hanno fatta, sono ancora vive, bellissimo, brave. E your name? Sigrid. Your name? Regina. Ciao ragazze! Ciao. Made foundation strong.